Buon pomeriggio a tutti i partecipanti a questo incontro dove presenteremo alla cittadinanza di Venezia il progetto che ha per obiettivo la lotta contro l'epatite B in Chad. È un progetto che è stato cofinanziato dalla Regione Veneto, dall'Agenzia Italiana per lo Sviluppo e il partenariato del Comune di Venezia e portato avanti in collaborazione della Fondazione Magis e del terzo settore della Fondazione della provincia euromediterranea della Compagnia di Gesù. Ringrazio il professor Sarpellon, che sarà il moderatore della discussione, il dottor Alessandro Panese, direttore del reparto malattie infettive della nostra USL, che ci spiegherà cos'è l'epatite B, il professor Amin Mahat Moussa, che è in Chad, non so se si sente, che ha coordinato il progetto dal punto di vista sanitario, la dottoressa Sabrina Arturo, grande nostra amica e cooperante, che in loco ha gestito il progetto. In sala c'è anche Samir Dagui, che è rappresentante della comunità italiana del Veneto. In Italia? Sì, scusi, ma del Chad e del Veneto. Per noi è molto importante questo momento di condivisione che rappresenta non solo la presentazione dello specifico progetto che è stato svolto, ma anche allo stesso modo una continuità con la nostra attività istituzionale diretta, per le altre cose, a far conoscere il nostro territorio, problematiche e realtà del continente africano, e non solo, per i risvolti che hanno sulla nostra vita e l'economia. Ricordo 3 incontri fatti con il compianto professor Giampaolo Calvi Novati, uno dei massimi esperti dell'Africa, assieme a Gian Bernardo Toadì, sul tema di autorità politiche sul tema dell'Africa, sul tema di autorità politiche con padre Bartolomeo Sorge e sulla Siria con padre Paolo Vallorio, la settimana prima che fosse rapito. Infine, l'anno scorso, con il filo conduttore Una scelta controcorrente, abbiamo fatto 3 incontri sull'esperienza di un prete operaio, sui 50 anni della legge sull'adozione di coscienza e sull'esperienza personale del volontariato internazionale. La nostra associazione, Volontari del Terzo Mondo Magis, è membro della Fondazione Magis e delegata alla Compagnia di Gesù fin dalle origini, adesiva Giarattini, gesuita e tra i fondatori, anche se rivendica da sempre la centralità del volontariato laico nella promozione di progetti di sviluppo. Negli anni sono stati comunque accolti nella nostra casa molti volontari per dei percorsi di formazione specifici, non tanto legati all'aspetto tecnico del fare il volontario, ma alla centralità riservata all'essere, alle fondamenta di questa scelta. Allo stesso modo, numerosi sono stati i missionari che sono passati dalla nostra casa, lasciandoci delle loro preziose testimonianze. Ricordo che la conoscenza e l'accoglienza di missionari dello Sri Lanka, padre Giuseppe Chianese, padre Carmine Iannacone, padre Angelo Stefanicci, ha portato ad una trentennale collaborazione con il sostegno di formazione scolastica e aiuto abitativo per la costruzione di strutture abitative per i senza tetto. Nella Repubblica Democratica del Congo attualmente abbiamo dei progetti di sostegno scolastico e sanitario attraverso un nostro volontario che non è in sala ma c'è la moglie, Kabira, che salutiamo, e 2 consacrate laiche che sono là, Antonina Lottiavo, che dirige una scuola superiore riconosciuta dallo Stato, si chiama Atelier di Nazareth, e Luisa Frisi che promuove sia un progetto di formazione professionale rivolto ai giovani che desiderano aprire piccole attività commerciali o imprenditoriali, che la Casa Betania per persone con handicap e che non possono più entrare nei villaggi. Insieme promuovono anche un percorso di formazione estivo nel carcere femminile, frullante di mamme e bambini, per alcuni lavori edili come la costruzione di tettoie per ripararsi dal caldo e dalla pioggia. Carlo continua, fra altre cose, a seguire, lo segue da 30 anni, progetti legati all'acqua, l'impossibilità di poter operare sulle grandi centrali costruite allora dall'ONG Mondo Giusto di Lecco, per motivi di sicurezza non potuto andarci, promuove costruzioni di fontane nei villaggi migliorando la qualità dell'acqua. Per il Chad
Ricordiamo con nostalgia padre Ramazzi, che è venuto tante volte a casa nostra e che ha accolto fin dall'inizio giovani che volevano fare esperienza di volontariato in Chad, in anni in cui non era semplice viaggiare. Qui abbiamo il professor Sarpellon, che è il primo volontario che è andato da lui, e il cosiddetto Rettico, che a metà degli anni 90 è andata là. Quello che mi viene da precisare, il corso dei racconti settimanali che ci dava via mail ogni settimana, esprimeva tutta la sua speranza. Mi è rimasto in mente questo ricordo. Tra le tante cose si occupava delle donne seropositive all'HIV. Era difficile dare dei percorsi di cura diretto, sia per evitare la trasmissione del bambino, sia per garantire una continuità alla cura degli antiretrovirali, che non sempre lo portavano a termine per 1000 motivi. Era una delle sue ragazze, diceva che anche se non fosse riuscito a far concludere loro il ciclo di cura, diceva: tornano a casa con qualche chilo in più, vuol dire che l'umanità ci ha guadagnato in bellezza. Attualmente in Chad ci sono ancora missioni che vedono lavorare insieme volontari gesuiti, come padre Franco Martellozzo nel guerra, che forse Sabina ci dirà qualcosa. Tornando a noi, oggi la presenza del professor Sarpellon, che come possiamo vedere, eccolo là, nel lontano 61-62, appena concluso il liceo, mi corregga il professore se sbaglio, la sua partì come Lega Missionaria Studenti, animata dal gesuita padre Silvio Giarappini, che dopo la prima formazione giornalistica negli Stati Uniti d'America fondò a Venezia la rivista Missioni, primo rotocalco a colori cattolico, divenuto poi Popoli, rivista missionaria della Compagnia di Gesù. Nel 78 padre Silvio aprì la casa San Focol, sede della nostra associazione in via Montegrappa 27. Dedichiamo questo momento a padre Silvio Giarappini, ad Angelo Lore, che è il presidente che mi ha preceduto, a mia moglie Lazzara Lorella, che con tanto amore ha dedicato agli ultimi della nostra associazione. Non rubo altro tempo, lasciando lo spazio alla discussione. Saluto Fabio Beniti, che ci ha fatto i saluti, Agostino Candito, che è rappresentante della regione alla cooperazione internazionale, Andrea Sperandio a mio fianco, maestra mia, Camis Lagui, e poi il professor Sarpellon, che farà da moderatore, che dà la parola. Forse finiamo i saluti prima. Vai. Gentili ospiti, un saluto a tutte e a tutti da parte mia e riporto anche i saluti dell'Associazione Culturale Mestre Mia. È con grande gioia che prendo la parola oggi in occasione di questo importante convegno intitolato Dal Veneto una nuova speranza per mamme neonate in Chad, organizzato dai volontari del Terzo Mondo Magis Mestre. Vorrei innanzitutto esprimere la mia sincera gratitudine agli organizzatori per averci invitato e per il loro straordinario impegno. Questo progetto è di vitale importanza nella lotta contro l'epatite D, una malattia altamente diffusa in Chad che si trasmette facilmente da madre a figlio. Sappiamo che le future mamme infatti possono inconsapevolmente trasmettere l'epatite B ai loro bambini, mettendo a rischio le loro vite fin dal nascere. Questo non è solo un progetto di formazione e di indirizzo del personale sanitario, tra cui infermieri, ostetriche, è anche un progetto di prevenzione che prevede anche un accurato monitoraggio delle gravidanze attraverso screening specifici, la somministrazione di cure necessarie e infine la vaccinazione contro l'epatite B. È anche grazie a questo progetto se oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute del Chad potranno continuare a intervenire in tal senso. Inoltre desidero ringraziare tutti i partner coinvolti, la Regione Veneto e il Comune di Venezia, assessorato alla coesione sociale e la Fondazione Magis, naturalmente, per il loro impegno fondamentale a questo progetto. È grazie al lavoro congiunto e alla dedizione di tutti
tutti che possiamo celebrare questi importanti traguardi e guardare al futuro con speranza. Concludo ringraziando tutti voi per il vostro interesse e supporto. Il vostro coinvolgimento è essenziale per il successo di iniziative come questa. Insieme possiamo fare la differenza e garantire un futuro più sano e sicuro per tante mamme e bambini in Ciad. Grazie di cuore a tutti. Salve a tutti, io sono Agostino Candido e sono in rappresentanza dell'Ufficio Cooperazione Internazionale della Regione del Veneto. Colgo l'occasione anche per portare i saluti del direttore Zanini e della direttrice Annalisa Bisson e oltre ai saluti appunto istituzionali colgo anche l'occasione per fare una breve riflessione su come questa iniziativa si sia innestata con le nostre iniziative. Innanzitutto questa iniziativa appunto si innesta nell'arco temporale tra il 2022 e il 2024 e sono stati 2 anni molto importanti per la cooperazione internazionale della regione, poiché proprio nel 2023 abbiamo iniziato, tra virgolette, a rivoluzionare la nostra pianificazione, non più biennale ma triennale. Questo ha consentito innanzitutto la fissazione e la cristallizzazione di focus tematici rispetto alle iniziative che intendiamo finanziare. Questa, nella lotta all'epatite B, si interseca con il nostro obiettivo di finanziare le iniziative di cooperazione internazionale nell'ambito della salute. Oltre questo, molto importante, sempre nel 2023 è stato lo stanziamento di circa 400.000 euro della dotazione finanziaria attraverso la quale ci è stato consentito di finanziare ulteriori 10 attività progettuali di cooperazione rispetto a quelle presentate nel 2022. Per me è importante essere qui oggi, è un piacere anche perché molte volte dalle nostre stanze della regione non è sempre possibile captare con l'impatto delle iniziative che noi finanziamo. E qui sono, tra virgolette, porto di saluti istituzionali, sono da questa parte, ma vorrei essere anche dalla vostra per sentire quello che appunto i relatori che seguiranno avranno da dire rispetto a questa iniziativa. Quindi concludo brevemente e ringrazio insomma, i presenti dell'invito. Grazie. Niente, non era previsto il mio intervento, però noi siamo stati invitati dal nostro compagno, dal professor Aldi, che devo essere qua e aveva bisogno anche della nostra presenza, anche per la testimonianza dei cittadini italiani che vivono in Italia. E io qua intervengo in qualità anche del rappresentante, presidente di tutta la comunità italiana qua in Italia e penso che tutti conoscono un po' il Ciad, hanno un'informazione un po' sul Ciad, comunque la posizione del Ciad è molto centrale, no? Dunque noi li chiamiamo nel cuore dell'Africa, nel senso che è confinato con il Niger, con il Camerun, con il Sudan, la Libia in nord e poi Repubblica Centrafricana anche, e ha una superficie molto grande, 1.284 km², e naturalmente la popolazione principale arriva intorno a 18.9 milioni in questo periodo, prima era più bassa. Ultimamente si sono tenute le elezioni e le persone che hanno votato superano 8 milioni, insomma, per le ultime elezioni che si sono concluse solo qualche settimana fa. E la popolazione del Ciad è costituita probabilmente da sudanese,
con nuclei consistenti di fughe di gente araba e arabisata, 54% di religione musulmana, che sa poco, ma anche il cristianesimo fra cattolici e protestanti, che girano intorno al 34%, soprattutto nel sud. Poi il rimanente 7% della popolazione pratica culto della tradizione orale. Il Chad fa parte del Sahel e si trova in un ambiente destabilizzante a causa delle guerre civili in Libia, Sudan, Repubblica Centrafricana, jihadisti di Boko Haram in Niger, Camerun. Da qui l'afflusso di rifugiati in Chad, con oltre 1 milione di rifugiati in Chad in questo momento. Il che pone seri problemi sanitari aggravati dal peggioramento climatico. Oggi in Chad la temperatura media oscilla fra 40 e 50 gradi all'ombra. Ciò provoca incendi nei boschi che devastano i campi e le piantagioni di riso, di manioca e i raccolti alimentari. Inoltre sono soggetti a conflitti latenti tra agricoltori e allevatori in cerca di pascoli per le loro mandrie. Questo costante movimento di popolazione facilita la contaminazione di malattie come la malaria, il colera, la febbre gialla, il Covid-19 e molte altre malattie. C'è poi un problema a causa dell'insufficienza della copertura sanitaria, dovuto al fatto che l'aspettativa di vita in Chad è molto bassa. Questo qua è un po' il grosso problema che abbiamo nel Chad. E in questo senso i progetti che stiamo realizzando e speriamo che ci siano altri progetti sono ben accettati e benvenuti, insomma. E io concludo perché sono saluto breve. Noi come comunità chadiane qua in Italia inizialmente non eravamo molto numerose, però ultimamente con le massicci arrivi dalla Libia superiamo i 500, arriviamo quasi a più di 1000, insomma. Dunque, durante i progetti noi ci siamo, se ci chiamate ci siamo e ringraziamo anche il nostro compaesano professor Alisa. Grazie. Adesso ci sarà il video dei saluti del dottor Fabio Pigniti. Benissimo. Un saluto da Niamey, dalla capitale del Niger, alla sede AICS dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, competente per il Niger, il Camerun e il Chad. Un saluto agli organizzatori, il Comune di Venezia e la Regione Veneto, per questa bella iniziativa che mette i riflettori su un progetto a cui teniamo molto, finanziato dall'Agenzia e realizzato dalla Fondazione Magris, un progetto per una sanità resiliente e di qualità nella terra di domani. Un progetto importante perché si occupa di salute materno-infantile e di nutrizione in un'area come quella della capitale ciadiana, N'Djamena, che è attraversata come tutto il paese da numerose sfide di sviluppo e anche di emergenza. Quindi è sempre importante valorizzare questo tipo di progetti anche per far capire all'opinione pubblica italiana la qualità del lavoro che viene svolto da decine, da centinaia di operatori, cooperanti, specialisti e un bel partenariato che si svolge per l'appunto in Chad sui temi della sanità. Sono diverse le iniziative che abbiamo in questo campo nel paese, nel Chad, e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Sono stato personalmente in uno dei centri sostenuti dalla Fondazione Magis nell'ambito del progetto SISSA2 a marzo del 2023, spero di ritornarci presto. Nel frattempo vi auguro ancora un eccellente momento di discussione e di sensibilizzazione rispetto a questi temi. Grazie.
Adesso devo spiegare perché sono qua, perché io non c'entro niente, non sono medico, però sono un po' al... come si sente niente? Peccato, perdete niente. Sono un po' all'origine di questa storia, perché io sono un reperto archeologico provvisoriamente ancora vivente, perché altri partecipanti, protagonisti di questa storia se ne sono già andati, a cominciare da padre Romazzi e padre Zarattini, che erano due giovani gesuiti, 60 e passa anni fa, della residenza di Venezia, e Romazzi decise presto, con naturalmente l'appoggio dei suoi superiori, di andare nella missione che i gesuiti avevano in Ciad. E Zarattini, che era più o meno la stessa età, organizzava a Venezia una strana, non è neanche un'associazione, un movimento che si chiamava Lega Missionaria Studenti, e che cioè accanto alla congregazione mariana, che è era l'organizzazione caratteristica dei gesuiti per i giovani, c'era questo aspetto, diciamo, dedicato alle missioni. E i due erano naturalmente amici, e Romazzi, una volta partito, insistette molto con Zarattini perché qualche giovane andasse giù a fare quello che allora si chiamavano missionari laici, o comunque i tecnici al servizio delle missioni, che si occupavano delle cose pratiche, non quelle religiose. E alla fine dicevano, mandiamo qualcuno, vai tu, Nanni, mi chiamo Giovanni, ma sono noto come Nanni soprattutto. Vai tu, Nanni, e io ho detto, ma sì, dunque nel 60, io sono del 41, nel 60 avevo 19 anni, vai tu, ma sì, ma avevo appena finito il liceo, ero già iscritto all'università, ho detto comunque devo chiedere ai miei genitori, mi diranno sicuramente di no. Però vado a casa e dico, sai, Zarattini mi dice che potrei andare in Ciad. Dove? In Ciad. Dov'è il Ciad? Nessuno sapeva allora dov'era il Ciad, e mi spiace per lei, ma nessuno lo sa neanche adesso. Quando io dico che sono stato in Africa, in Ciad, dico Ciad. Purtroppo, ma non sanno neanche dov'è il Gabon, sai? E incredibile dictum, mi hanno detto sì, vai, non me l'aspettavo proprio, e così accade. E allora tutti i preparativi eccetera. Il mio compito era un po' di fare la caglia, di vedere com'era la vita in Ciad, nelle missioni, cosa erano le cose necessarie, cosa doveva fare un po' l'esperienza, infatti ho girato un po'. E al ritorno con un altro gesuita, che è stata una persona eccezionale, che ha avuto tante difficoltà, ma fondammo in 6 la prima associazione laica, per quanto ci fosse un gesuita, per inviare tecnici nei cosiddetti territori di missione, e si chiamava Cooperazione Internazionale, e questa associazione esiste ancora. Da questa associazione, per una serie di motivi che non interessano, nacque poi quello che i tecnici volontari cristiani, cioè un'altra associazione nella quale però la direzione era in mano ai gesuiti, anche qui una cosa di laici, ma in mano ai gesuiti. Il Magis, questa associazione che ancora esiste, è una derivazione di questa storia, il punto d'arrivo di questa storia, e come vediamo sopravvive bene, agisce. Padre Zarattini purtroppo anche ha fatto il possibile per non farlo, ma alla fine ha dovuto arrendersi dopo 5 anni, è morto anche lui. E adesso
adesso altri continuano efficacemente e bene questa... Ecco, io sono qua, mi hanno chiamato, non tanto per farvi vedere quelle bellissime fotografie molto interessanti, quella a sinistra, dove sono seduto con quello si chiamava Daniele, era il catechista del villaggio di Gondi, del distretto di Gura. L'altra invece era una conferenza che ha fatto Raoul Follerot, che era per così dire l'apostolo della lebbra, e quello che ha combattuto per diffondere la cura della lebbra. E mi ricordo che una volta fece una proposta interessante, chiese agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica: rinunciate tutti e due a un bombardiere e con quei soldi sconfiggiamo la lebbra in tutto il mondo, così rimanete uguali come deterrenza l'uno contro l'altro. Però adesso la lebbra è stata molto, molto dominata, diciamo, e curata. Ecco, questo è il motivo per cui mi hanno chiamato, e quindi ho dovuto farvi ascoltare questa storiella tutto sommato divertente. Per me è divertente dal momento che posso ancora raccontare. Adesso entriamo nel vivo della discussione e mi pare il dottor Panese, Sandro Panese, responsabile di malattie infettive all'ospedale All'Angelo, che ci illustra il tema vero. Dopo quasi 3/4 d'ora finalmente cominciamo sul serio. Io posso anche comandare. Buongiorno. Posso anche stare in piedi col microfono, in genere mi si siede, ma insomma riusciamo a gestire. Accendiamo, giusto? Così spero si senta meglio. Allora, forse è meglio quello che tiene in mano. c'è un microfono. Ah, ecco. Grazie. Ecco. Allora, intanto buongiorno, grazie dell'invito, sempre gradito, è sempre un'occasione per parlare di argomenti che sono importanti sicuramente nel contesto di cui abbiamo appena sentito la descrizione e con delle ricadute importantissime, però non guasta parlarne in generale. Sono temi che io ritengo essenziali, su cui è tutti quanti utile che abbiamo un'appropriata sensibilizzazione, perché come vedrete io cercherò di tradurre in termini molto pratici, molto divulgativi, degli aspetti tecnici inevitabilmente un po' complessi dal punto di vista scientifico, però mi auguro di riuscirci. Ovviamente se alcune cose non mi fossero chiare, ecco, non esitate a interrompermi, anzi con piacere che cercherò di dare delle spiegazioni più dettagliate. Ecco. Quello che cercherò di far capire oggi, di spiegare a tutti, è in sostanza qual è la filiera di ricaduta di una malattia così frequente e così diffusa, soprattutto in certi contesti geografici come appunto quello africano e anche in altri contesti. Lo era anche da noi in passato. Ancora oggi l'Italia appartiene alla fascia intermedia di diffusione di questa infezione, quindi non siamo tra i paesi più puliti, permettetemi il termine, di questa malattia. Ancora da noi presenta una certa rilevanza, non ne parliamo poi in certi paesi in Africa come il Chad, poi in particolare vedrete alcune statistiche in cui il Chad forse è uno dei paesi più colpiti al mondo da questa infezione. E quello che cercherò di spiegare è come un intervento tutto sommato semplice e, permettetemi, per la tecnologia sanitaria odierna anche banale, come la vaccinazione, presenti una ricaduta una ricaduta virtuosa in termini sanitari veramente molto grande, molto ampia. Due parole sul virus, questo vado via veloce. Queste sono le classiche rappresentazioni. Io penso che ormai un po' tutti noi durante i quasi ormai 4 anni di pandemia Covid hanno imparato un po' a vedere queste diapositive. Questo schemino rappresentato sulla destra rappresenta lo schema classico dei virus. Hanno un involucro esterno, sulla parte esterna esprimono i loro antigeni di superficie,
Alla parte interna invece ci sono i meccanismi che il virus usa poi per riprodursi. Due cognizioni base. Allora, i virus sono entità infettive elementari proprio, cioè non hanno gli strumenti, la capacità di riprodursi in proprio. Loro sono obbligati a infettare delle cellule di vario tipo, dalle più semplici come i batteri, perché i virus sono capaci, certi virus, di infettare i batteri, fino alle strutture biologiche più complesse, cioè noi, se vogliono riprodursi, devono entrare nelle cellule, utilizzare gli strumenti riproduttivi di quella cellula, in sostanza entrare nella cellula e ordinare a quella cellula di non fare più il suo lavoro, ma di mettere nella catena di montaggio altri virus. Usano la cellula per riprodursi, per produrre altri virus. Con questo generalmente provocano una malattia, più o meno grave. Poi gran parte della malattia viene anche provocata dalla reazione che l'organismo ha verso il virus, quindi è una situazione un po' complessa. Quindi, come vedete, questo virus ha all'interno gli strumenti riproduttivi, cioè il suo DNA, e usa gli strumenti esterni, gli antigeni, per entrare col solito meccanismo chiave-serratura e dar luogo così alla riproduzione. Quello che è particolare del virus dell'epatite B è che viene trasmesso anche per via verticale. Cioè, cosa intendiamo per via verticale? Dalla mamma al figlio, sia durante la gravidanza, ma anche e soprattutto durante il parto. Il parto è un evento traumatico. Il bambino passa attraverso il canale del parto con un traumatismo piuttosto importante della mamma sicuramente, ma anche del bambino, con perdita di sangue, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi ha assistito a qualche parto, si renderà conto che il parto è un evento importante, con un grosso coinvolgimento fisico dei protagonisti che sono la mamma e il bambino. Ecco, durante questo evento ci può essere l'infezione, e se l'infezione, se la mamma è portatrice del virus dell'epatite, la possibilità che il bambino si infetti è molto alta. Non solo, ma se il bambino si infetta durante la gravidanza o durante il parto, le probabilità che questa infezione si tramuti in una malattia cronica per tutta la vita e anche con delle conseguenze importanti è ancora più alta. Quindi bloccare questa sequenza, infezione della mamma e trasmissione al bambino, come vaccinando la mamma, si blocca una sequenza di eventi che come dire, elimina alla radice la possibilità di sviluppo di una malattia molto severa, che adesso vedremo com'è. Qua ci sono un po' di numeri su cui vado velocemente. Quello che volevo evidenziare, come vedete, l'infezione se contratta, l'infezione cronica, come vedete a un certo punto, la malattia da epatite B può avere sostanzialmente due evoluzioni: generare un'infezione acuta oppure trasformarsi in un'infezione cronica. L'infezione acuta è quell'infezione che generalmente si manifesta clinicamente e si risolve. L'infezione cronica invece è una malattia che può avere anche una manifestazione clinica, cioè dei sintomi molto modesti, però il virus persiste cronicamente. La parola cronico deriva dalla parola chronos, tempo, quindi vuol dire che dura nel tempo, e questa persistenza del virus, questa persistenza cronica, comporta una possibile evoluzione verso malattie più gravi, la cirrosi epatica e il cancro del fegato. Se l'infezione viene contratta molto presto, il bambino neonato o nei primi anni di vita, prima dei 5 anni, la possibilità della cronicizzazione è altissima, arriva fino al 90%. Non solo, ma quella persona avrà dentro di sé una epatite cronica che comincia prestissimo. Quindi la possibilità che evolva verso la cirrosi o verso il cancro parte prestissimo, quindi queste persone hanno la possibilità di trovarsi con la cirrosi o col cancro che sono ancora giovani. Non è quell'evoluzione progressiva di una persona che l'ha contratta in fase adulta. Quindi a maggior ragione la vaccinazione delle donne ha ancora di più un impatto così importante, una ricaduta virtuosa, positiva, ancora più importante. Si trasmette la malattia, come diciamo, per via parenterale, cioè con i liquidi organici, sangue, ovviamente lo sperma, le secrezioni vaginali, quindi si può trasmettere durante i rapporti sessuali. Non si trasmette per via
alimentare, sono altre le epatiti che si trasmettono per via alimentare, per esempio l'epatite A e l'epatite E. Tra l'altro ho un paio di diapositive, spero di andare veloce per arrivare a quelle. È arrivato pochi giorni fa un alert dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che c'è un'epidemia di epatite E proprio in Chad, legata alla migrazione massiccia delle popolazioni del Sudan che avevano un'endemia per l'epatite E, quindi è un problema che si aggiunge. Come vi dicevo, esistono per l'epatite B zone ad alta prevalenza, a prevalenza intermedia e a prevalenza bassa. Sono rappresentate in questa cartina schematica del mondo, ovviamente alta prevalenza superiore all'8% della popolazione. Quelli in rosso, come vedete, sono generalmente le zone il sud del mondo, come viene detto talvolta, e quelle gialle sono a endemia intermedia. Vedete, noi siamo in Italia e tra i paesi gialli. Quelle verdi, invece, i paesi verdi sono a bassa endemia. Come vedete c'è una zona, lo spiego perché a volte viene fuori una zona ad alta endemia, quella in rosso, che interessa il nord dell'America e la Groenlandia, perché nella popolazione Inuit, cioè quelli una volta definiti come esquimesi, hanno un'altissima prevalenza, quasi come la prevalenza diciamo così, dei territori dell'Africa dell'estremo oriente. Questa è un'altra rappresentazione dello stesso concetto, ma insomma sì, sempre con una scala colorimetrica abbastanza intuitiva, abbastanza immediata. Questo è un punto che ci tenevo a spiegare, anche se è un po' complesso. Questa rappresenta semplicemente la storia naturale del virus, come diciamo noi. Cioè, come si comporta il virus quando entra nella cellula. Entra, vedete la particella HBV, in alto a sinistra, entra, è tutto in inglese ma abbastanza immediato. Una volta entrata si spoglia del suo involucro esterno e inserisce il suo DNA nel nostro DNA. Fate conto che quella grande è la cellula l'epatocita, cioè la cellula del fegato, perché sono virus a tropismo epatico che tendono a colpire il fegato, infatti causano delle epatiti. Quel DNA arriva a iscriversi nel nostro DNA, produce nuovi virioni che sono queste cellule nuove che vengono prodotte in questa parte qua, che escono dalla cellula e vanno a infettare altre cellule. Questa è la storia naturale. Quello però che volevo spiegare in particolare, su cui ho evidenziato in questo modo, è questa particellina particolare, perché il virus dell'epatite B è capace di fare questa cosa strana. Cioè lui rimane, dopo aver fatto il suo lavoro, rimane all'interno del nucleo, però in posizione cosiddetta paracromosomica, cioè costituendo quella parte che è detta cccDNA. Non entro nei termini, non preoccupatevi, finisco qua. Ma questa particolarità fa sì che il virus, anche nella persona che guarisce dall'infezione, rimane in quella forma là. Tanto che talora, anche dopo molti anni, in certe condizioni particolari, anche nella persona guarita, quel virus può riattivarsi. Tutto ciò com'è che lo impediamo? Lo impediamo solo con la vaccinazione, perché tutte le altre forme di intervento non impediscono questo passaggio, che è un passaggio chiave dell'epatite B, e che la rende così pericolosa. Per quello, ripeto, concentrarsi sulla vaccinazione è lo strumento. Prego. Una domanda, Certo. ma uno che è cronico, vaccinandosi, guarito? No, ormai l'ingresso del virus è fatto. Quando il virus entra fa questo lavoro qua, quando entra. Io devo impedirgli di entrare e lo impedisco solo con la vaccinazione. Andiamo avanti velocissimamente, questo è un po' quello che vi ho detto, c'è le percentuali di quanto si trasformano in infezioni croniche, in infezioni asintomatiche. Questo è lo stesso concetto che vi esprimevo prima, si cronicizza nell'80-90% dei casi di coloro che vengono infettati alla nascita. Questa è una diapositiva che rappresenta un po' la storia dell'evoluzione, questo è un fegato, molto schematico. Il fegato ce l'abbiamo qua, questa parte qua, è la ghiandola più grande che abbiamo nel nostro corpo, occupa una sorta di forma di cuneo con la base al fianco di destra e il vertice che si sposta verso sinistra. Occupa tutta questa parte qua e questo è un fegato sano. Poi, se ho un'infezione acuta, il fegato si infiamma ma poi sostanzialmente guarisce. Se invece si cronicizza, ripeto sempre a cronos, evolve lentamente negli anni, ma ci può mettere ovviamente diversi anni, ma se comincia molto presto
arriverà a queste forme di malattia, cirrosi epatica o cancro del fegato, che la persona è ancora giovane. Certo, ci intervengono altri fattori. Se quella persona beve alcolici, ha un altro virus epatico, prende farmaci o sostanze tossiche per il fegato, questo percorso è più grave e più accelerato. Però comunque il virus dell'epatite B può provocare questo percorso anche nella persona che grossi comportamenti, diciamo così, non virtuosi non li ha. Queste sono delle percentuali di rilevanza, ma insomma andiamo veloci perché non interessa questo. Ecco, questo sì è interessante. Questi sono i casi di epatite B, o secondo la statistica 6EVA, che è il sistema, la statistica registrativa delle epatiti virali in Italia, il sistema 6EVA. E questi sono ritenuti, come vedete, in questi circa 20 anni, dal 2000 al 2022, i casi di epatite B osservati in questi 20 anni che potevano essere evitati se si fossero vaccinati tutti, perché purtroppo ancora una quota di gente sfugge alla vaccinazione. In Italia è obbligatorio dal 1991, e però c'è una quota di persone che non si vaccinano e ci stiamo purtroppo avvicinando alla soglia di copertura vaccinale che viene ritenuta rischiosa. La quota di copertura vaccinale è quella quota di persone della popolazione che deve essere vaccinata per dare una protezione di tutta la comunità. Io porto sempre l'esempio delle pecore, del gregge di pecore. Io ho un gregge di pecore, 100 pecore, 1000 pecore, quello che volete, un gran numero di pecore. E ho un lupo che attacca le pecore, però è un lupo strano, che morde e attacca solo le pecore con la pelliccia nera, quelle bianche non le attacca. Se io su queste 100 pecore ne ho solo 3 nere e queste 3 sono al centro del gregge, il lupo gira e non le vede quelle nere, vede solo quelle bianche. Lui le bianche non le mangia e quindi anche le nere, che pure sarebbero attaccabili dal lupo, sono protette. Se però il numero delle nere aumenta, il lupo dopo un po' le vede, non c'è più quella barriera intorno alle nere, di bianche, che protegge anche le nere. Così viene per il vaccino. Se la percentuale di popolazione protetta dal vaccino è molto ampia, quelle persone non vaccinate che non possono vaccinarsi, per vari motivi esistono quelle che non possono vaccinarsi, sono una minimissima parte, sono talmente poche che sono sostanzialmente protette da tutte le altre, perché il virus non può circolare, non trova persone suscettibili per la circolazione del virus, e quindi alla fine sono protette anche le persone che non possono vaccinarsi. Questa quota è ritenuta generalmente il 95%. Se si scende sotto il 95%, il rischio aumenta in maniera considerevole. Ancora anche questa diapositiva un po' tecnica, è interessante, però è un po' complessa. Fa vedere quali sono le ricadute, mi interessa soprattutto quest'ultimo grafico qua, perché fa vedere qual è la ricaduta per classi di età, come vedete, per 5 anni, quindi la ricaduta dell'epatite virale sul cosiddetto daily, cioè è il quantitativo di anni persi, ma non anni solo di vita, anche anni di disabilità, e quindi tutto ciò ha un impatto economico sulla società. E non fraintendetemi, non intendo dire danno economico solo in soldi, ma danno economico per il funzionamento della nostra società, persone che non possono lavorare e quindi attività che non possono essere svolte. Quindi è un impatto molto importante. Il calcolo dei daily, cosiddetti anni di disabilità, è molto importante. Come vedete raggiunge un picco per l'epatite B nelle fasce di età ovviamente più attive, ma persiste anche dopo. E come vedete per anno di studio negli anni è andato diminuito, perché il verde indica il 2019, l'azzurrino indica il 1990, quindi sono 30 anni di differenza. Però come vedete per le persone più anziane persiste, quindi vuol dire che dobbiamo ancora fare un grosso lavoro di prevenzione e di vaccinazione. Ultima cosa, poi credo che sia sufficiente il mio intervento, un'altra cosa importante è questa, cioè il virus dell'epatite B ha un socio, che è il virus dell'epatite delta, l'HDV, che vedete là, sono molto simili, questo è un po' più semplice, è un virus a RNA, mentre il virus dell'epatite B è un virus a DNA, ma questo virus delta ha una caratteristica, lui riesce a infettare una cellula, quindi a entrare in una cellula,
un virus infetta una cellula se apre una chiave, se ha una chiave che apre una porta. Quindi lui ha una chiave e su quella porta ci deve essere una serratura compatibile per questa chiave. Tutti i virus funzionano così, tutti. Ci deve essere la chiave. Fine. Quindi il virus dell'epatite delta entra in una cellula solo se c'è la chiave del virus dell'epatite B. Solo comunque, quindi noi parliamo di delta come superinfezione o coinfezione. O entra in una cellula dove c'è già il virus dell'epatite B e allora siccome c'è già gli apre la porta, oppure entra insieme al virus dell'epatite B e là fa i danni, perché sono due virus con lo stesso comportamento, peggiorano enormemente la prognosi, aumentano il rischio enormemente di malattia, come avete visto, cirrosi e cancro, e se io vaccino per la B proteggo anche dalla delta, perché se quella persona non può infettarsi da virus B non può entrare neanche il delta. Non esiste il vaccino per la delta, perché non serve. Se io vaccino per la B proteggo anche dal delta. Questo è un altro elemento molto importante. Ecco, vedete qua si parla di superinfezione quando il delta arriva sopra al B, coinfezione quando delta e B arrivano insieme. Ovviamente ci deve essere una persona che ha nel suo sangue entrambi i virus e li trasmette. E la malattia aumenta come rischio molto di più quando c'è il delta. La cirrosi di 3 volte, lo scompenso epatico di 2 volte, il cancro del fegato da 3 a 6 volte in più. Quindi è molto, molto importante anche per questo motivo. Per meccanismi, questa è un'altra rappresentazione schematica dello stesso discorso. Come vedete, ecco, in questa diapositiva si rappresenta se la percentuale di quanto aumenta il rischio di malattia, se c'è la B da sola o se c'è la B delta. Verso la cirrosi circa 4 volte di più il rischio, verso il cancro del fegato, l'epatocellulare, il carcinoma epatocellulare è il cancro del fegato, quasi 2 volte in più. Quindi si tratta di un impatto notevole di peggioramento della prognosi se c'è il delta e viceversa di notevole miglioramento se io riesco a vaccinare per la delta. Abbiamo il vaccino è un vaccino, concludo, con questa diapositiva concludo. Il vaccino è un vaccino sicuro, è un vaccino ricombinante, è un vaccino prodotto in laboratorio, per cui viene prodotto una parte purificata di un semplice antigene, non c'è virus, non c'è il rischio di attivazione, non c'è nessun rischio infettivo, è una stimolazione verso un antigene che corrisponde alla famosa chiave d'ingresso del virus. Se io vaccino con questo prodotto, il virus non è in grado di entrare con una capacità protettiva molto alta, come vedete, oltre il 95% nei bambini, fino a 40 anni di età protegge il 90% e comunque anche sopra i 60 anni di età protegge il 75%. Io con questo concludo, poi se ci sono domande o chiarimenti sono sempre a disposizione. Grazie. Ecco, è connesso. Sì, ça va. Ali, ti sentiamo, Ok, ci sono. Sì, puoi cominciare il tuo intervento, grazie. Mi sentite? Sì, bene. Però non ti vediamo. Sì, puoi accendere la telecamera? Sì, ti sentiamo bene ma non ti vediamo. Eccoti, ti vediamo. Lontano, ma ti vediamo. Grazie. Mi sentite bene adesso? Se parli, sì. Sì, ti sentiamo. Ok. Grazie a tutti e buon pomeriggio a tutti. E vorrei ringraziare la Fondazione Magis, la ricerca tenuta e poi tutti i comitati di organizzazione che hanno iniziato a questo ritmo indiscusso. Prima perché si è fatto un po' in italiano, adesso in francese, e il secondo di non esserci con voi per un motivo oppure una
E come è stato detto, secondo me tutti hanno parlato tutto bene, poi c'è anche il dottor Palesi che ha parlato un po' sull'epidemiologia, ma anche soprattutto per il lavoro di trasmissione. Io vorrei salutare anche i miei due concittadini che sono nella sala, Camisse e Madeleine. E poi purtroppo ci deve essere anche il mio prof che mi ha insegnato la specialità di traumatologia a Parma, che è residente a Mestre, il professor Francesco Di Mario, che purtroppo stamattina siamo sentiti che non posso esserci. E mi hanno chiesto di parlare un po' sull'epidemiologia dell'epatite in Chad e poi anche sulla regione africana, ma prima di tutto vorrei, come è stato detto prima da Camis, mio cittadino e referente per gli italiani in Italia, che ha descritto un po' la carta geografica del Chad. Io ero un po' sulla parte sanitaria perché si comincia sempre quando si parla di salute e sulla speranza di vita, sapete, generale è adesso stimato a 18.600.000 abitanti con una speranza di vita di 57,5 anni, la maggior parte più di, diciamo, il 50% ha meno di 15 anni, dunque è una popolazione sostanzialmente di giovani, tanto 2,3% che hanno al di là di 70 anni. Con questo l'indice di fecondità in Uganda, per carità, dopo l'India, noi abbiamo 6,4. Dunque sul piano sanitario noi abbiamo 23 province, tutte le province hanno un ospedale provinciale e dei vari distretti come dei ospedali centri di salute, chiamiamo così. Dunque 23 regioni, 139 ospedali distretti e 2033 centri. Con questo abbiamo in tutti i 500 università, mi spiace sono dei centri ospedalieri universitari. E questi 5 sono a Chiavenna, nella capitale, e uno che agisce nella parte est del paese. Ci sono come ratio medico e abitante, abbiamo un medico per 17.500 abitanti, come un infermiere come a 13.500 abitanti. Dunque, come problema siamo lontani, anche se abbiamo fatto pochi sforzi negli ultimi anni a formare. Dunque, io, come sapete, io lavoro all'ospedale si chiama ospedale generale, che è un centro ospedale universitario, e poi in questo servizio io ho molto medicina interna e anche in caso di mascologia e ematologia. Per anni sono stato in qualche locale per dei partiti del Ministero della Salute e poi anche sono stato segretario del nazionale per la lotta contro la crisi. Dunque questi due mestieri hanno portato un po' avanti, poi ho amministrativa a livello della facoltà di medicina dove parlo adesso, sono stato sorpreso di facoltà, poi direttore generale dell'ospedale. Dunque se parliamo un po' sul piano globale per l'epatite D a livello dell'Africa e soprattutto l'Africa subsahariana, come lo chiamiamo così, è un problema di salute pubblica. Voi sapete che in Chad noi facciamo parte
della zona di alta prevalenza definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove la prevalenza dell'epatite D è superiore alla popolazione generale all'8%. Tutti i nostri dati concordano che noi abbiamo una prevalenza attorno a 18 abbiamo avuto della cooperazione con il CITO che il loro problema è l'epatite C. Abbiamo lavorato. Devo usare il microfonino piccolo, mettersi vicino. No, ma la connessione in chat. E non ti sentiamo? Ah, non ti sentiamo? Non ti sentiamo più. La connessione è molto. Ali, non ti sentiamo più? Ah, ti risentiamo. Andiamo avanti, se no. Se ci riprende. Io direi che conviene interrompere perché non lo sentiamo più. Perché anche quando parla non è che si senta molto, No, che si capisca no, molto. Sentite? Sì, ti sentiamo. Beh, insomma, i due dati che si sono sentiti, l'alta prevalenza e un medico appunto nel 17.000. Sì, insomma, direi. Ok, volevo prima lanciare il video in realtà per farvi capire, perché si è parlato della Fondazione Magis e volevo un po' attraverso un video presentarvi, ecco, un minuto per capire un po' chi siamo e che cosa facciamo. Quindi Fondazione Magis è Movimento Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo e come si diceva precedentemente siamo l'opera missionaria dei padri gesuiti italiani e sempre di più siamo anche laici, siamo un gruppo di gesuiti e laici impegnati nell'ambito della cooperazione internazionale. Istituzionalmente dal Ministero degli Esteri siamo riconosciuti anche come ONG e questo ci permette comunque di avere anche finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri. Ecco perché questo progetto, il progetto della campagna dell'epatite, come abbiamo detto e come è stato detto precedentemente, è finanziato dalla Regione Veneto insieme alla cooperazione italiana. È un progetto, un'attività che si inserisce in un progetto più ampio, di intervento più ampio e in particolare io sono 4 anni che vivo in Chad e vivo all'interno di un complesso ospedaliero, le Bon Samaritaine. È un complesso ospedaliero, quindi ha tutta la parte ospedaliera ma anche universitaria, fondata da un padre gesuita, padre Angelo Gherardi, che ha la veneranda età di 90 anni, è ancora in Chad, super attivo e fa programmi per i prossimi 30 anni. E quindi insomma un bergamasco di quelli belli tosti. E oggi
l'ospedale e l'università è gestita dai gesuiti locali, quindi lavoriamo insieme a gesuiti camerunesi. Il progetto, la campagna in particolare, quindi è una campagna di prevenzione per la trasmissione del virus dall'epatite B alla madre e al bambino, come il dottore Panese prima ha detto, quindi si tratta di una trasmissione verticale dalla mamma positiva al bambino, quindi la possibilità è la percentuale altissima che c'è questa trasmissione, e quindi la campagna vuole proprio intervenire e bloccare la trasmissione. Perché ci siamo lanciati nella campagna dell'epatite? Perché 350 milioni di persone vivono oggi, questi sono poi i dati dell'OMS, vivono oggi con l'epatite virale. Ogni 30 secondi qualcuno perde la vita per una malattia legata all'epatite e 9 persone su 10 non conoscono il loro status. E in Africa soltanto il 6% dei bambini neonati riceve il vaccino contro l'epatite B. Quindi, come diceva anche il professor Ali a distanza, è un problema di salute pubblica. E questo ha interrogato, non può non interrogare una ONG in un'opera missionaria. Tanto che è un problema che rientra, è un problema che è stato una difficoltà che è stata un problema di salute pubblica che è stata inserita nei 17 obiettivi di sviluppo del millennio, di sviluppo sostenibile. Quello che accompagna un'agenda delle Nazioni Unite che accompagna un po' tutto l'operato delle organizzazioni non governative e della cooperazione internazionale in generale. In particolare nell'obiettivo 3, che è l'obiettivo salute e benessere. All'interno dell'obiettivo c'è un target specifico per dirvi la rilevanza che ha a livello internazionale l'epatite, target 3.3, in cui l'obiettivo è entro il 2030 porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria, malattie tropicali e combattere l'epatite, le malattie collegate all'uso dell'acqua, eccetera, eccetera. Quindi la campagna si inserisce di trasmissione dell'epatite dalla mamma al bambino, si inserisce in questa sfida internazionale delle Nazioni Unite, combattere insieme l'epatite a livello mondiale entro il 2030. E è stato detto prima dai vari dottori che quindi c'è il vaccino e ci sono i trattamenti, c'è il depistaggio e sicuramente il bloccare la trasmissione verticale è un impegno grande. Accanto a questo abbiamo anche un impegno in realtà di bloccare la trasmissione orizzontale, no? Passatemi questo termine, bloccare la trasmissione orizzontale, come si diceva, i rapporti, quindi la formazione, la sensibilizzazione, ma anche del personale sanitario, un personale sensibile, un personale a rischio e quindi anche la vaccinazione del personale sanitario. Ma sicuramente quello che ci interessa la nostra campagna in modo specifico è la trasmissione appunto verticale, mamma-bambino. Ma che significa? Quindi abbiamo visto che dal punto di vista medico-sanitario c'è la vaccinazione e ci sono gli antiretrovirali e c'è il depistaggio, lo screening, eccetera. Ma a prendersi cura della mamma e del bambino significa offrire un'assistenza prenatale. Il lavoro che fa la campagna, l'impatto grande della campagna è sensibilizzare le mamme nel momento che rimangono incinte non è automatico che facciano lo screening per l'epatite, pensano a tante altre cose, a come far mangiare un bambino, a come inserirlo in una famiglia dove forse già ci sono 6-7 bambini e quindi lo screening e il depistaggio dell'epatite in qualche modo è qualcosa di lontano. Quindi prima di arrivare a fare una campagna, quindi prima di avere la mamma all'interno del centro di salute che è l'approccio basico, quindi diciamo che sono i nostri medici di famiglia, per capirci, quindi il primo è l'accesso e l'entrata della mamma al mondo sanitario, bisogna sensibilizzarla, quindi bisogna fare tutta una campagna di sensibilizzazione, andare nei mercati, andare nelle case, porta a porta, il passaparola, trovare anche occasioni che possono essere, ad esempio la mamma viene a fare la visita prenatale per altre cose e quindi dice ma signora c'è la campagna dello screening dell'epatite B, eccetera, ok. E quindi c'è tutta questa campagna di sensibilizzazione che precede il depistaggio e lo screening della mamma. E poi una promozione di salute sessuale e produttiva, quindi riproduttiva, e l'accesso alle cure essenziali e quindi anche al vaccino. Anche vaccinare ha un costo. Il vaccino in Chad per i bambini il vaccino dell'epatite costa 5.000 sefa. Ok, 5.000 sefa forse non sono tantissime, ma per una mamma che ha già 8 bambini in realtà incidono tantissimo sul reddito familiare. Quindi non è che si dice ok, va bene, vaccina il tuo bambino, la mamma automaticamente lo fa.
bisogna supportarla anche da questo punto di vista, e quindi la campagna ha tutto un carico, accanto alla dimensione medico-sanitaria che è guidata e curata dal professor Ali, c'è tutta una parte anche sociale, no? E ecco, quindi abbiamo risposto un po' a quello, secondo l'OMS, ad esempio il dottore parlava sempre della vaccinazione delle mamme. La campagna non ha preso in considerazione la vaccinazione della mamma, ma ha preso in considerazione la vaccinazione del bambino. Vaccina il bambino alla nascita entro 24 ore, queste sono le raccomandazioni dell'OMS. Quindi che succede? Allora, lo screening tecnicamente è proprio questo, c'è una campagna di sensibilizzazione, ci sono degli operatori sociali che vanno abbiamo sensibilizzato prima il personale sanitario e poi gli operatori sociali che vanno e pubblicizzano la campagna nei mercati. La mamma arriva, abbiamo deciso secondo il protocollo con il professor Ali di curare, di testare, di depistare soltanto le mamme fino al 6° mese di gravidanza. E questo perché, così magari ci confrontiamo anche con una parte un po' più scientifica, perché se la mamma risulta positiva entro il 6° mese di gravidanza, noi abbiamo la possibilità di metterla sotto antiretrovirale, quindi prenderci cura, fare la carica virale, capire quindi il grado, la carica del virus e soprattutto intervenire medicalmente con la mamma su antiretrovirale. Questo significa che si abbassa la carica virale per i successivi mesi fino al parto. Nel momento in cui partorisce, boom, viene vaccinato immediatamente il bambino. La mamma è positiva, quindi non può essere vaccinata, ok? Perché già il virus è in circolazione, ma può essere messa sotto trattamento antiretrovirale. Quindi noi abbiamo detto, in qualche modo, è la campagna dei bambini. In realtà ci siamo ritrovati con questa campagna che ha un fortissimo impatto sulla vita anche delle mamme. Voi immaginate che la mamma, che non conosce neanche il suo status, la sua condizione, e arriva, è positiva, quindi c'è tutto un accompagnamento anche psicologico, perché dire a una mamma che in qualche modo è incinta e anche positiva all'epatite, quindi viene fatto tutto un counseling da parte degli operatori sanitari e poi si prende in cura la mamma, si prende in cura il bambino. Quindi ci piace dire che avevamo come obiettivo della campagna l'idea di vaccinare 500 bambini, con fatica ci stiamo arrivando, poi vi dico anche perché la fatica, ma in realtà la campagna ha un doppio obiettivo che non abbiamo espresso per iscritto, no? Dei risultati di impatto. Vaccinare 500 bambini, ma in realtà avremo preso in carico 500 mamme e quindi avremo messo sotto antiretrovirali 500 mamme. Questo ecco, lo faremo emergere poi nel report del progetto. Quindi i beneficiari sono le donne incinte che conoscono il loro status, che non è una cosa scontata, e i nuovi nati. La campagna è iniziata il 1° novembre. E abbiamo usato tutto il mese di novembre per formare il personale sanitario. Anche questo non è qualcosa di scontato, non è che automaticamente un infermiere sa e un medico conosce bene quello che deve fare per l'epatite. Quindi abbiamo condiviso, è stato un processo molto interessante perché il protocollo della campagna è stato condiviso con loro, con gli operatori che poi avrebbero dovuto realizzare la campagna e quindi siamo arrivati al 1° dicembre, per cui abbiamo iniziato il depistaggio. Quindi abbiamo iniziato ad accogliere le mamme quindi che si riferiscono ai 5 centri di santé, abbiamo coinvolto 5 centri sanitari del distretto della periferia di Giavena. I 5 centri sono stati scelti perché sono dei centri di santé, quindi come vi dicevo il primo accesso alla dimensione sanitaria per i ricciardiani, che si riferiscono però al nostro ospedale, quindi alle Bon Samaritain. E sono centri della periferia, sicuramente il presidente conosce un po' la realtà, comunque la periferia sud della capitale, una periferia particolare perché è una periferia che cresce notevolmente, di mese in mese si vedono comunque tutte le persone che arrivano dai villaggi e cercano fortuna in una capitale, quindi condizioni anche igienico-sanitarie non perfette, non ottime. Il personale coinvolto, che questo mi piace anche raccontarlo e dirlo perché credo che sia un altro successo della campagna, è il focal point nazionale, quindi il professor Ali, e quindi stiamo parlando del coinvolgimento di 2 ospedali, dell'ospedale dove vivo io, l'ospedale Le Bon Samaritain, ma anche dell'ospedale nazionale. Insieme, dietro il coinvolgimento del focal point significa anche il Ministero della Santé. Infatti non a caso la campagna ha avuto l'ok, il plagio, il
patrocinio del Ministero della Santé, insieme al direttore del PTME, il programma di trasmissione della madre al bambino, e quindi è una direttrice, è una signora che ha dato subito il suo ok e che la cosa molto interessante, ha sposato il progetto con un progetto pilota, e questa è l'ottima relazione che in qualche modo Fondazione Magis ha con le istituzioni locali. Quindi un progetto che voleva essere un po' nostro, no? Relativo quindi ai 500 bambini, è diventato un progetto pilota per il sistema sanitario ciadiano. Nel momento in cui avremo i risultati si rifarà un incontro con il direttore, con il Ministero della Salute per proporre i risultati e dire ok, lo abbiamo fatto noi in questi 5 centri di santé, perché non proporlo? Ad oggi ci sono soltanto le vaccinazioni gratuite che sono per i bambini dal primo mese, no? Le vaccinazioni prenatali. Non è prevista dal piano sanitario nazionale la vaccinazione gratuita per l'epatite. Quindi l'idea di questa campagna è fare pressione istituzionale, un po' di lobbying, sana lobbying, affinché il Ministero della Salute possa recepire anche il modello, no? di vaccinazione gratuita dell'epatite. Poi abbiamo 2 medici di malattie infettive che accompagnano le donne sieropositive, come vi dicevano, perché questo significa che ogni mese le donne positive, le donne incinte positive devono comunque andare a prendere i farmaci, un biologo, 2 logisti, 10 infermieri e ostetriche e i responsabili dei centri di salute. In ogni centro di salute abbiamo coinvolto 4 persone, quindi infermiere, i 2 infermieri, il direttore e la SASFAM, che è l'ostetrica. Okay? E poi vedremo che è il ruolo anche molto importante dell'ostetrica. La campagna, visto l'elaborazione, come vi dicevo, di supporti, quindi di flyers, di striscioni e anche di piccoli spot audio, risultata ad oggi. Quindi le donne incinte, come abbiamo detto, entro i 6 mesi, il secondo trimestre, testate sono state 2548. Di queste donne testate e messe sotto trattamento, 276 sono risultate positive. Bambini vaccinati 22. E quindi dice, la campagna è quasi fallita, perché in realtà arrivare a 500 non è semplice. Ma in realtà adesso i bambini si stanno vaccinando, perché come vi dicevo abbiamo scelto di rivolgerci alle mamme entro i 6 mesi. Quindi è chiaro che quelle mamme ancora non stanno partorendo. Adesso ci sarà la grande ondata, no, dei bambini da vaccinare. Con punti di forza e punti di debolezza, vi dicevo, perché la campagna è stata subito accettata, accolta dalle istituzioni, e abbiamo fatto anche una campagna di sensibilizzazione, però la percezione un po' della gravità delle mamme non è semplice, un po' perché appunto si rivolgono ai centri di santé quando stanno quasi per partorire, quindi non c'è la prevenzione, no? Non c'è la cultura in qualche modo di andare al secondo o terzo mese o comunque quando la gravidanza è scoperta e riconosciuta. E poi c'è anche lo stigma. Oggettivamente, se il risultato è positivo e sei positiva, che fai? E quindi non puoi saperlo il tuo status. Molte donne, quando glielo proponiamo, in realtà si rifiutano, ok? Perché non si capisce bene, perché che cos'è questa epatite, perché comunque sono sempre cose un po' vostre, no? E quindi ecco. Ecco perché, no, la sensibilizzazione del personale sanitario, perché se il personale sanitario non sono io che ti dico, no, l'importanza del depistaggio, l'importanza dello screening, sono un tuo fratello. E vedremo una testimonianza interessantissima di un infermiere. Ok, l'idea è quella di, come vi dicevo, di replicare la campagna anche a altri luoghi, ma quello che mi interessava proprio oggi raccontarvi è l'esperienza, il protagonismo del personale sanitario, che è quello che poi facciamo in tutti i progetti di sviluppo, perché altrimenti non si chiamerebbero appunto di sviluppo, ma sarebbero imposti. Questa è Joelle. Joelle è l'infermiere che vedete con la siringa pronto a vaccinare il primo bimbetto, uno dei bimbetti. E Joelle ci dice: la mia sensazione riguardo alla campagna è di gioia e di orgoglio. Considero questo impegno come il mio lavoro ordinario. Questa è una cosa che a noi sembrerà stupida e banale, in realtà dice tantissimo. Quando arrivano in Ciad ci sono tantissimi organismi internazionali che fanno tante campagne, ma le campagne possono essere a spot, ok? E quindi dire, ah va bene, allora facciamo le campagne perché c'è il per diem, poi no, alla fine, quindi c'è una contribuzione in più.
In realtà lui dice, quando ha scritto questo messaggio, me l'ha scritto per messaggino WhatsApp, mi ha detto questo è un mio impegno che fa parte del mio lavoro ordinario, non è qualcosa di straordinario e noi non vogliamo fare dei progetti straordinari fuori dall'ordinario, noi vogliamo che le cose, le attività entrino nell'ordinario della vita, che la vaccinazione dei bambini entri nell'ordinario della vita, che il depistaggio della mamma entri nell'ordinario delle mamme incinte. E quindi questo è già, credo, un grande successo. Al di là del fatto che poi state aiutando gratuitamente le nostre sorelle, le nostre donne, i nostri bambini. E quel gratuitamente anche dice qualcosa di importante. Prendere in carico una mamma positiva, quindi da mettere sotto antiretrovirale, e poi il bambino, in realtà è un costo. La carica virale che dobbiamo fare alla mamma per capire dopo che è stata riconosciuta come positiva, la carica virale costa 25.000 SEFA, quasi 30 euro, 40 euro. Le mamme non ce l'hanno. Quindi è proprio anche un impegno economico, no? Che grazie alla Regione Veneto e alla cooperazione italiana possiamo realizzare. Questa campagna mi rende orgoglioso di voi e della vostra organizzazione. Vorrei informarvi anche che la moglie di mio fratello minore è una delle donne che attualmente è presa in carico dalla campagna, qualcosa che tocca la sua vita direttamente, la sua cognata. Penso che quando inizierò il mio master, e questo sa di futuro, sceglierò un argomento legato all'epatite B per lavorare sui dati che stiamo producendo, perché l'altra cosa che vi dicevo è che vogliamo avere dei risultati chiari. Vogliamo presentare i risultati al Ministero della Salute, al programma di trasmissione Meranfam, per far sì che cambi anche qualcosa nella dimensione più politica e istituzionale. Queste in sintesi le ragioni per cui mi sono impegnato. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare e salutare i nostri benefattori e quindi voi tutti qui presenti. Ecco, alcune foto per capire quello che un po' abbiamo fatto. Abbiamo fatto la formazione degli operatori, come vi dicevo, quelli che sono lì presenti, c'è una medico infettivologo, ma poi ci sono tutti gli operatori medico-sanitari, infermieri e ostetriche. Questo è stato il gruppo di formazione. Vedete anche un'altra Nazara, come ci chiamano i cerviani, un'altra Bianca, che è una spagnola, una cooperante spagnola, un medico. Loro sono i ragazzi timidissimi, quindi ho detto però mi serve una foto, sono i biologi che fanno le cariche virali, che fanno le analisi e sorridono, quindi sono tutti emozionati, e quelli che hanno sul tavolo sono le schede, sono i risultati da dare, da consegnare a tutte le mamme. Questa è un'equipe del centro di Madre Teresa di Calcutta. Questo qui a sinistra è il responsabile dell'Ordine di Malta, un altro centro di salute, e a destra è una foto di quello che succede, quindi viene prelevato il sangue, questo è il depistaggio, poi lo screening che viene fatto alle mamme incinte. E questo è il nostro piccolo successo, Umar, che è stato il primo bambino vaccinato, ma vi devo far vedere il video. Prima vediamo il commento della mamma e poi vi faccio vedere un video che è anche molto interessante. Non appena è nato Umar, il mio primo figlio, l'ostetrica mi ha ricordato che avrei dovuto fare il vaccino contro l'epatite B e dopo qualche ora mi ha chiamato Angelina. Angelina è la nostra logista che segue tutte le persone partorienti. Ho visto gli effetti di questa malattia nelle persone che mi circondano, molti della mia famiglia infatti sono positivi. Uscita dall'ospedale sono andata subito al centro di salute dove avevo fatto le visite prenatali e lì Umar è stato subito vaccinato. Mi ha fatto piacere che il vaccino per il bambino sia stato fornito gratuitamente, che avete seguito la mia gravidanza e che vi siete occupati di noi, perché l'altro lavoro grande che si fa è proprio accompagnare le mamme fino al parto e seguire poi il bambino, perché alla fine del primo anno, quindi tra un anno, il bambino faremo la carica virale al bambino per verificare se effettivamente il bambino è libero dall'epatite. Il mio bambino è protetto fin dalle prime ore di vita, io potrò debellare anche l'epatite B perché, come vi dicevo, le mamme positive sono prese in carico, quindi ricevono i medicinali, gli antiretrovirali, con i medicinali che prendo ogni giorno. Questo è quello che ci racconta Bria, la mamma del piccolo Umar. E questo è il piccolo Umar con noi, ecco, quindi l'idea è quella di veramente impegnarci affinché il diritto della salute sia per tutti, ma volevo farvi vedere il video e finisco, che credo la sia la cosa. Guardate il volto del papà, questa è una scena, e la mamma come salta, come se avessero punto lei, e ecco il grido e il pianto. E lei è Angelina è la logista che segue le mamme, le accompagna. Ecco, un piccolo
questo è il nostro piccolo risultato, un piccolo risultato che di tutti noi. Beh, credo che abbiamo aspettato un'ora e mezza, valeva la pena, ecco, è inutile fare altri commenti. Fa un po' rabbia solo che cose così belle sia così difficile farle, no? Tutto sommato sarebbe semplice, invece non si fa. Vabbè, il dottore voleva fare... Sì, volevo fare una precisazione alla luce di alcune cose che sono state spiegate. Il microfono. Sì. La vaccinazione. Perché, sì, appunto, prima ho detto, mi è stato chiesto se il virus può essere eliminato a infezione avvenuta, e dal contesto che è stato descritto adesso sull'uso dei farmaci antivirali si poteva capire che fossero farmaci che portano alla guarigione. Non è così, cioè effettivamente nelle persone che hanno l'infezione cronica, che come dicevo prima non può essere eradicata, però si usano dei farmaci antivirali che la persona deve prendere cronicamente, deve prendere praticamente per sempre o comunque a cicli molto lunghi di parecchi anni. In quel modo, finché si prende il farmaco, il virus è tenuto sotto controllo, è tenuto sotto una certa soglia, e tenendolo sotto quella soglia si riduce enormemente, quasi si azzera, il rischio di trasmissione. Ed è quello che facciamo anche noi e che è stato descritto in questo contesto. Sono dei farmaci antivirali, vengono dati alla mamma per ridurre la carica virale. Generalmente si ritiene che la soglia di replicazione del virus che riduce enormemente il rischio sia quello delle 20.000 copie per millimetro cubo di sangue. In quel modo la mamma sta meglio, perché quel rischio di evoluzione della malattia si riduce, purtroppo non si azzera, ma si riduce molto, e si riduce il rischio di trasmissione al bambino. Quindi le due iniziative: do alla mamma l'antivirale, così ha molto meno rischio di trasmetterlo al bambino, e appena nato il bambino lo vaccino. Uso queste due strategie e in qualche modo nel bambino lo blocco completamente, e nella mamma, diciamo così, lo congelo. Ecco, questo potrebbe essere, ci tenevo a spiegare. Entro 24 ore, l'altra cosa che è certo, entro 24 ore, ed è quello che usiamo anche noi, perché noi continuiamo a vedere, dico anche qua a Mestre, a Venezia, noi continuiamo a vedere mamme positive, perché soprattutto in Italia il vaccino obbligatorio, il vaccino per l'epatite B è obbligatorio dal 1991, e ormai le donne che partoriscono oggi sono vaccinate. Però tutte le donne che provengono da paesi dove il vaccino non è previsto, ne abbiamo tante, soprattutto orientali, che sono positive per l'epatite B. Usiamo la stessa strategia, identica. Alla mamma diamo la terapia antivirale monitorandoli durante la gravidanza ogni 3 mesi e fino all'ultimo mese prima del parto, per essere sicuri che il farmaco funzioni, e il bambino appena nato viene vaccinato. Grazie. C'è il professor Mossa che vorrebbe intervenire. Ali, ci sei? Sì, Ali, vuoi intervenire? Non lo vediamo. Ci senti? Ma è collegato però. Sì, è collegato, non ti sentiamo. Grazie. Ho cambiato un po' la tecnologia. Ecco. Solo il computer. Ti vediamo anche adesso, vai. Tutto tuo, ti ascoltiamo. Va bene, no, quello che vorrei sottolineare è che la prevalenza dell'epatite B in certe nate della zona subsahariana è molto elevata. Dunque quello che adesso il dottor Vanesi ha parlato, Sabrina ha parlato, e questa è la realtà, ma la realtà è ancora un'altra cosa,
che la prevalenza ancora non è molto conosciuta. Noi facciamo molto, anche sul piano della cooperazione internazionale, lavoriamo molto sull'HIV. In realtà la prevalenza dell'HIV è meno di 1% rispetto a una prevalenza nazionale di seroprevalenza nazionale dell'epatite B che è al di là di 10%. Abbiamo fatto tante campagne, che sia nelle donne incinte, che sia nella zona rurale, che sia da parte dei militari o in popolazione generale, la prevalenza è attorno al 14%. Ho visto anche dei villaggi dove la prevalenza è stata su 30%, dunque è un problema allarmante e purtroppo, come dico io, purtroppo non ci sono delle politiche, anche se i paesi africani si stanno organizzando molto, perché abbiamo una politica nazionale per la lotta contro l'epatite B adesso, con un piano strategico nazionale, e un po' di anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità anche ha dato degli obiettivi. Se vedete, malgrado questo, tutto nella regione africana è soltanto il 18% dei bambini nati sono vaccinati con la prima dose alla nascita. Io dico la prima dose alla nascita perché la maggior parte dei paesi hanno introdotto il vaccino, per esempio in Ciad abbiamo introdotto nel 2008 il vaccino, però la prima dose inizia alla 6 settimane della nascita, dunque non c'è una copertura di 45 giorni e non sappiamo anche lo stato della mamma che è incinta, della partoriente, lo stato sull'epatite B. Dunque abbiamo introdotto adesso lo screening di tutte le mamme. Quei dati che abbiamo fatto anche 2 anni fa ci ha permesso di convincere il Global Fund, il Fondo Mondiale di lotta contro l'HIV, di introdurre anche l'epatite B delle screening delle mamme già incinte e non soltanto sull'HIV. Dunque con questo abbiamo il test adesso è più facile. La terapia, grazie all'HIV con i generici, è molto accessibile, però c'è un freno. Il freno è anche sulla biologia molecolare, perché non tutti hanno bisogno di terapia. Bisogna dire che non tutte persone che sono portatrici, le donne che sono portatrici di epatite B, hanno bisogno di terapia, però hanno bisogno, come l'ha detto il dottor Vanese poco fa, di una terapia per prevenire la trasmissione dell'epatite B dalla mamma al bambino. Sapete che in Africa e soprattutto nelle regioni africane in generale la trasmissione HIV dalla mamma al bambino è la parte prevalente, che è più importante, perché nell'adulto avviene soltanto del 3%, questi dicono i dati così. Dunque, e purtroppo di questi bambini infettati, se non facciamo la politica di prevenzione, che sia con la terapia, che sia con la vaccinazione, e questi bambini alla fine crescono, e non solo quando crescono, si possono infettare anche quando durante l'adolescenza, anche durante l'infanzia, si possono infettare e questo ancora non abbiamo capito bene perché si infettano e poi alla fine, all'età di 20 anni, 25 anni, alcuni di loro la maggior parte diventa portatore cronico, quasi il 90%, non soltanto trasmettono ad altre persone, ma vivono con questi virus e anni indietro, quando escono dall'università oppure vanno al lavoro, cominciano ad avere questo problema di complicanti, perché sapete che l'epatite B è una malattia silenziosa, come diciamo noi qui. Se non fate le screening non sapete mai che avete questo, dunque alla fine finiscono con il cancro del fegato o la cirrosi epatica. Queste 2 patologie sono le grosse patologie che occupano il primo posto nel nostro reparto adesso, cioè, ma anche nei vari paesi africani. Per questo ci sono varie organizzazioni, ma anche ultimamente sabato scorso, e questo sabato
passato e c'è stata una dichiarazione di Cape Town. In realtà sono invitati molti paesi africani, purtroppo io dovrei andarci, però ho preferito venire in Italia, ma purtroppo non ho avuto questa occasione, però la dichiarazione è chiara, perché si dimentica questo, perché non si vaccinano i bambini africani, perché non diamo la prima dose alla nascita. E questo è il problema oggi. Soltanto 12 paesi in tutta l'Africa subsahariana hanno introdotto il vaccino alla nascita. C'è tanti non hanno ancora introdotto, tra cui il Ciad. Io faccio parte anche di un'equipe che sta scrivendo la strategia nazionale per l'epatite B. Pensiamo che facciamo le produzioni di questo forse l'anno prossimo, però non abbiamo dati per convincere i donatori tipo l'Alleanza Gavi, cioè quella che finanzia le vaccini. Per loro non finanziano mai la prima dose, finanziano tutto, però la prima dose no. Cioè per questo la dichiarazione dice ma perché l'epatite non ha molta attenzione per questo, per la prevenzione, per la vaccinazione e altro. Dunque questo è un progetto, quando Sabrina ha presentato, ha detto, questo è un progetto che quando abbiamo discusso anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità bisogna fare una cosa del genere per poter mostrare al governo, ai partner, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Allianz Gavi, per dire che questo è un problema. L'estimazione dell'OMS che ha fatto 2 anni fa ha messo l'Italia come il primo posto dove la prevalenza dell'epatite B con un'estima del 19%. Dunque, soltanto il vaccino per io ero studente quando la prima volta è stato introdotto in Italia, negli anni 90, ero a Siena, studente di medicina, mi ricordo benissimo, però in Africa è arrivato tardi. Ma in Africa ci sono altri problemi, che questo progetto a noi è importante, quando dico a Sabrina, non soltanto bisogna fare la prima dose che serve ai bambini alla nascita, delle madri nati da madri portatrici di HIV, ma bisogna anche fare tutti gli altri vaccini fino a 11 mesi che dobbiamo seguire per essere sicuri che hanno ricevuto tutte le dosi della vaccinazione, perché ci sono 4 o 5 dosi e poi ci sono altri vaccini combinati, dunque dobbiamo sorvegliare questo. Dobbiamo anche prendere nei circuiti di trattamento le madri che sono positive per l'HIV. Noi abbiamo dati in cui sulle madri, recentemente c'è una dottorante di ricerca che in Senegal ha fatto, abbiamo 7%, in alcune zone sono molto elevati. Dunque, secondo me questo progetto è un progetto veramente capitale, anche se è stato ridotto soltanto un bacino che è un po' piccolo, possiamo dirlo così, e servirebbe comunque a screenare 20.000 donne incinte, e questo ci servirà a avere non soltanto i dati, come dicevo prima, ma anche per prevenire queste malattie, a prevenire il cancro del fegato, cirrosi in questi bambini nati da madre. Ma direi anche che l'infezione avviene anche nell'adolescenza e nell'infanzia in scuola, cioè il bambino gioca con tutto, e il virus è un virus resistente che vive nell'ambiente fino a 10 giorni, è molto infettante, più infettante anche che il virus dell'HIV, e questo dobbiamo stare attenti per questo. Dunque penso che ho dato un po' un riassunto di tutto, mi dispiace di prima che è stato un problema tecnico della sala, e adesso col computer secondo me avete sentito bene. Grazie. Se ci sono delle domande posso rispondere. Ci sono delle domande?
Poi le diciamo a Salvini. No, non può. Nessuna domanda. Nessuna domanda, è tutto molto chiaro. È tutto molto chiaro. E quindi penso che grazie a lei. Possiamo concludere. Siamo contenti di aver passato il pomeriggio qua, perché è stata una cosa molto interessante, piacevole in quanto drammatica, ma comunque che meritava di essere seguita e speriamo che continui. Io ringrazio tutti, perché ognuno ha dato un importante contributo e speriamo che Sabrina continui Grazie a e lei. che altri o altre, perché adesso bisogna fare, Venga in chat con me. vengano. Bene. Grazie. Allora io vorrei ringraziare tutti i partecipanti a nome del VTM e volevo anche, ho notato una cosa, allora la parte scientifica eccellente, ma anche diciamo a distanza, perché si capivano fra medici, diciamo, non fra tecnici, che siamo medici, non tecnici, comunque la parte diciamo scientifica. Sabrina il suo entusiasmo, È brava Sabrina. e il professor Sarpellon il revival. Ecco, allora non so se dobbiamo metterlo sotto formalina, come si dice? No, si è impegnato a trovare il chat. Ecco, allora grazie a tutti. Ah sì, siccome qua non possiamo fare niente, se venite in via Montegrappa 27 abbiamo preparato qualcosa di... Un aperitivo. Un aperitivo per continuare la chiacchierata. Ecco. Grazie. E grazie per le storie. E scusate un attimo, e grazie anche alla signora che ci ha guidato per la professionalità e possiamo dire che siamo stati non contenti di più.